presentato il SSQ Studi su Qui, un progetto di mappatura territoriale attraverso pratiche artistiche e scientifiche. Alla presentazione ufficiale erano presenti il sindaco di Portotolle, Roberto Pizzoli, l'assessore Silvia Boscolo e vari altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, oltre a Melania Ruggini di Deltarte, i curatori del progetto, che hanno illustrato le finalità e l'importanza dell'iniziativa. Il progetto è intitolato Una settimana nel paese del Delta e coinvolgerà 11 artisti provenienti da discipline diverse. Ascoltiamo da uno dei curatori, Daniele Letri, finalità e costi del progetto. L'importo di tutto il progetto però è 2 anni di progetto e sono circa 200.000. Sì, però tenete presente che per come funzionano i finanziamenti dei progetti universitari, questi 200.000 euro temporaneamente pagano anche lo stipendio suo e mio, e quindi diciamo il budget corrisponde ai soldi che sono in gran parte destinati al fatto che il Ministero dà alle nostre università un bel po' di mensilità del nostro. Quello che però ci resta, e questo siamo molto fortunati, ci resta la possibilità di dare un corretto compenso ai professionisti e agli artisti che sono coinvolti nel progetto, perché noi siamo tra quelli che pensano che la cultura, l'arte e ovviamente le attività passionali si pagano, e ci permettono di pagare le pubblicazioni, che comunque possono essere, a volte sono, come sapete, molto difficile in questo momento pubblicare senza dare un contributo all'edizione, quindi ci permette di pagare le pubblicazioni e ci permette di pagare i costi vivi di tutte queste persone che si muovono, e quindi se ci pensate